John con A New Day, Scam è la seconda ora del magazine insieme. Sapete che ogni lunedì ci occupiamo della finestra sulla regione e non va in vacanza questo spazio, anzi noi interpelliamo lo stesso, sempre volentieri, il presidente della regione che chiaramente si presta, Luca Zaia. Buongiorno presidente, vacanze niente, neanche per lei? Buongiorno, grazie. No, operativo, guardi, sto ricevendo da questa mattina presto, ricevo cittadini oggi. Ah, quindi oggi giornata di incontri, per cui si testa un po' la situazione che c'è nella nostra regione. Senta, ho visto che avete pubblicato proprio in queste ore anche una nota che riguardava il ricordo un anno dopo della tragedia avvenuta in quel di Refrontolo. Sì, l'anniversario è stato ieri, quindi un anniversario che ricorda appunto questa tragedia, questi 4 morti, ma anche l'aver fatto poi ieri questa commemorazione mantenendo fede a quella parola che avevo dato, com'era, dov'era, nel senso che i lavori sono tutti ultimati, la Regione, che è l'unico ente che ha stanziato 4 milioni di euro, nonostante i grandi pellegrinaggi di tutti i maggiori esponenti nazionali, poi alla fine l'unica realtà che ha stanziato i soldi è stata la Regione che ha finanziato tutti i lavori. Sono 8 milioni e 258 mila euro di danni privati. Noi ne abbiamo stanziati 4, quindi ne mancano ancora 4 milioni e 258 mila euro di risorse che nessuno ha mai messo. So che avevate anche lanciato dalla Regione un appello, insomma, a istituire un fondo per questo tipo di catastrofi, di emergenze. Sì, chiariamo, io ho detto che tutte le regioni sono avvalse la facoltà di applicare qualche centesimo di accisa sul gasolio, non sulla benzina. Però sarebbe una sconfitta per noi veneti, perché con tutte le tasse che paghiamo, io dico che prima Roma deve risarcirci. Basti pensare alla riviera del Brenta, so che anche voi vi state andando a fare per la raccolta di fondi, e lì abbiamo avuto un morto, 92 feriti, 500 abitazioni devastate, delle quali almeno 100 da demolire, 300 auto da rottamare, molto altro ancora di danni, e dico non è possibile che su 100 milioni di euro di danni la Regione metta 6 milioni di euro e il governo solo 2 milioni. Quindi noi ci aspettiamo i 92 milioni dal governo. Ho visto che in questi giorni c'era molto scontento in generale per quanto riguarda, insomma, la popolazione veneta rispetto a quello che è successo a Firenze. Anche lì è un avvenimento abbastanza grave, e meno grave di quello che è successo in realtà nella nostra terra, molto più pubblicizzato, forse perché la città è la città natale del Presidente del Consiglio? Ma io spero che sia più pubblicizzato, perché la città natale di molti letterati, che per noi Firenze vuol dire Dante, vuol dire Lorenzo de' Medici, sarebbe veramente grave che fosse il Presidente del Consiglio. Però voglio anche dire che la riviera del Brenta, che ha avuto più danni e più devastazione, ricordo una fascia devastata di 10 km larga 500 metri, e una riviera del Brenta che non ha nulla da invidiare a Firenze. Per cui sono proprio lì, pur ovviamente esternando la mia totale e piena vicinanza agli amici fiorentini. Saremo lì anche a controllare se ci saranno 2 pesi e 2 misure nel trattamento. Già comunicativamente solo diretta della CNN, e poi avevamo tutto. Noi qui, come al solito, come veneti, veniamo dimenticati. Io sarò lì a controllare. Bene, questo ci rassicura. Un'ultima domanda, così fuori da quella che è l'attualità e la cronaca. Cosa le dicono i cittadini che vengono lì? Quali sono i problemi che si sentono più spesso? Cosa si può risolvere? Cosa non si può risolvere? Guarda, i problemi sono molteplici, però direi che le casistiche più presenti sono quelle dell'occupazione, della difficoltà di sbarcare il lunario. Abbiamo 170.000 disoccupati, tanti vengono per parlare degli immigrati che arrivano, addirittura un cittadino che mi dice di essere stato via per cure a Milano, in Lombardia per cure per un tumore, torna a casa dopo un mese e si ritrova la casa occupata dagli immigrati. Questa è una tragedia, stiamo parlando di Padova. Non stiamo parlando del Bangladesh o di qualche altro posto in giro per il mondo. Quindi un cittadino ha fatto un professore universitario che va a curarsi in Lombardia per un tumore, e dopo un mese a casa, dopo 40 giorni, si trova via. I carabinieri, se non abbiamo una sentenza del tribunale, non li possiamo cacciare. Queste sono le tragedie. E poi le tragedie, ovviamente, delle quali si parla spesso, anche di formazione per la sanità, o anche qualcosa che non ha funzionato nella sanità. Io come al solito ascolto, perché ascoltandomi ho anche una misura poi per il dialogo che ho con i miei dirigenti. Io la ringrazio come sempre per la sua disponibilità, ci risentiremo anche nelle prossime settimane. Buon lavoro. Buongiorno, buon lavoro a tutti e buone vacanze a chi le fa.